Il progetto della casa di comunità di Schio dell'ULSS 7 Pedemontana dell'Alto Vicentino prevede il recupero di un'area di circa 500 metri quadri al piano terra all'interno dell'attuale centro polifunzionale dell'Ellis. Saranno ricavati 5 nuovi ambulatori, alcuni locali di servizio e le sale d'attesa. Il termine per i fine lavori è previsto entro la fine del 2024 per un investimento complessivo di circa 500.000 euro, di cui 449.000 tramite finanziamento PNRR, i restanti attinti al Fondo Sanitario Regionale del Veneto. Qui non solo ci saranno i medici della continuità assistenziale, le medicine di gruppo che già sono presenti a Schio nella Casa della Salute, ma ci saranno nuovi servizi quali il punto unico d'accesso, che sarà un punto in cui il cittadino potrà rivolgersi perché dovrà smistare, dovrà individuare quelle che sono le esigenze particolari di quella persona per indirizzarla ai servizi presenti in azienda che possono dargli una risposta ai suoi problemi di salute, non solo come avviene in ospedale per i fatti gravi, ma per quelli che invece riguardano la vita di tutti i giorni. Siamo all'interno di uno dei cantieri delle 99 case di comunità che sorgeranno in Regione Veneto, 8 nell'azienda sanitaria USL 7 Pedemontana, 4 nel distretto 1, 4 nel distretto 2. Le case comunità saranno dei veri e propri luoghi di cura dove le persone potranno trovare più servizi, dai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli ambulatori di specialistica, alla parte legata all'assistenza domiciliare, al punto prelievi, ma anche il collegamento con la parte sociale dei comuni. Sono dei luoghi che cercano di avvicinare sempre di più il paziente al proprio domicilio, soprattutto se parliamo di una popolazione anziana, una popolazione cronica, e di attuare in maniera molto più forte l'integrazione tra ospedale e il territorio, quindi non più una visione ospedale centrica, ma una visione incentrata sul potenziamento del territorio e sulla medicina di prossimità.